Civezzano-Matarello, bellissima partita nel recupero della prima giornata. A spuntarla sono gli ospiti che passano per primi con Francesco Pedrotti che calcia da solo in mezzo all'area. Il Civezzano però è vivo e al 22esimo trova il pareggio con Pretti, bravo a sfruttare l'uscita sbagliata del portiere. 2 minuti dopo Martini segna di sinistra per il vantaggio dei locali, ma il Matarello la pareggia al 40esimo con De Carli. Al 44esimo Prati trova l'Eurogol incrociando al volo di sinistro. Nella ripresa il Civezzano dopo una bella occasione si schiazza e subisce le reti di Fontana al 60esimo e Luca Pedrotti al 67esimo. Bellissima partita che termina 3-4. Fiemme e Fassa, vincono i locali che raggiungono proprio gli ospiti a quota 28 in classifica. Nella prima frazione giocano bene i locali che sono abili a trovare il vantaggio al quarto d'ora con Tomasi che, dopo una grande azione di Laforge e Tommaso Varesco, calcia in porta e trova il vantaggio. Poco dopo arriva il raddoppio. Tomasi calcia l'angolo, su tutti svetta Svesniak che infila Cincelli. Nella ripresa cerca la reazione della squadra ospite che però non arriva mai alla conclusione. Il Fiemme invece è sempre pericoloso e al 75esimo Valle prova a segnare la terza rete ma trova il palo. Vittoria meritata per il Fiemme per 2-0. Verla-Vattaro, vittoria larga per i rossoverdi. I locali mantengono sempre il controllo della partita e dopo una fase di studio vanno in vantaggio al 30esimo con Zanotelli che sfrutta un'incertezza tra difensore e portiere. Il Vattaro appare frastornato, infatti qualche minuto dopo il Verla raddoppia con Mattei su assist di Nardin. Nella seconda metà di gioco i rossoverdi continuano la pressione alta e dopo poco tempo trovano anche il terzo gol. Stonfer serve a Nardin che di testa realizza la terza rete di giornata. Nel finale il Vattaro corona una brutta prestazione con l'espulsione di Costantino. Finisce 3-0.